Mercoledì, domani sera, siamo di nuovo in piazza dalle 19 alle 21 e protesteremo per il caro bollette. Ed è così che Piazza dei Signori tornerà ad essere palco e microfono di una protesta che non accenna a placarsi. Dopo la manifestazione di mercoledì scorso saranno in tantissimi, anche questa volta, i commercianti, imprenditori e cittadini che grideranno ad un aiuto urgente ora più che mai. Chi scenderà in piazza? Scenderanno famiglie, scenderanno attività commerciali, scenderanno imprese grosse e siamo qua perché la gente veramente non ce la fa, non ce la fa. Cioè, ci sono situazioni in giro veramente a chi arriva la bolletta che sviene, perché quando apre la bolletta è stato un collega che gli è venuto quasi un colpo. Numeri che spaventano, cifre insostenibili, una situazione drammatica aggravata dal peso di un altro fattore, quello del tempo, un tempo che passa inesorabile e non sconta niente a nessuno, tantomeno le bollette di fine mese. Già ieri dovevano fare qualcosa, oggi è già tardi e adesso è arrivato anche il nuovo governo, e però il nuovo governo arriverà a novembre, lì non è tardi, lì ormai siamo morti tutti. Aiuti dal governo, una voce di protesta che diventerà sempre più grande. In calendario l'8 ottobre una manifestazione che coinvolgerà tutta la regione. Torneremo in piazza l'8, anzi l'8 stiamo cercando di mettere insieme tutto il Veneto, le piazze del Veneto e ci siamo quasi, perciò continuiamo finché non fanno qualcosa. Ma non è solo un aiuto economico quello che chiedono i cittadini al governo. C'è bisogno di una sicurezza in base appunto alle spese che abbiamo di luce, acqua, gas, queste cose normali. Noi, come tutto il popolo, come tutto il mondo, abbiamo bisogno di una sicurezza, di una garanzia che qualcosa migliori, perché dobbiamo fare un progetto per l'inverno, per il futuro, per il domani.